Un benvenuto a tutti, un benvenuto ai nostri ospiti, un benvenuto a chi è presente oggi qui in via Croazia, ma anche un benvenuto a chi ci segue da lontano. Scopriamo sempre di più e con grande gioia che ci sono dei fratelli e delle sorelle sparsi per il mondo che ci seguono anche alle 4, alle 5 di mattina, perché hanno il loro fuso orario. Adorare il Signore. Vogliamo riconoscere Dio nella sua grandezza questa mattina, non solo perché lo sappiamo dalle scritture, ma anche perché la sua grandezza è manifesta nella creazione. Adoriamo il Signore perché siamo legati a Lui con un patto per mezzo di Gesù. Siamo qui questa mattina per rendere un servizio al Signore. Siamo al lavoro e in un certo senso nessuno dovrebbe essere esonerato da questo lavoro, da questo tipo di lavoro. Infatti siamo insieme davanti a Lui. Il culto è anche prostrarsi, rendere omaggio, inginocchiarsi davanti a qualcuno. In due parole questa mattina coniughiamo azione e adorazione. Il culto non riguarda noi o il nostro appagamento. Il culto riconosce qualcuno al di sopra delle nostre vite e al di sopra di ogni cosa. Il libro di Apocalisse svela il significato del culto perché offre vari aspetti della celebrazione. Apocalisse capitolo 5, versetti 11 e 12: e vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e di migliaia e di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Apocalisse offre una visione chiara della realizzazione del piano di Dio, che si traduce nel farci vedere la destinazione finale del nostro cammino. Tu sei degno. Sei degno, sei l'agnello, santo sei il Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente, che era
Vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti questa mattina, vogliamo esaltarti. Signore, che privilegio essere alla tua presenza e far parte di una adorazione collettiva, universale, Signore. Eravamo perduti, eravamo separati da te e tu hai riconquistato a te, per mezzo della grazia, un popolo che ti adora. Grazie per le vite trasformate, grazie per l'occhio che hai avuto verso di noi, per l'ascolto che ci hai donato. Hai sentito anche le nostre angosce e le hai risolte. Tu sei un Dio che dà risposte alle nostre vite. E questa mattina ti adoriamo, Signore, in spirito e verità, nel nome di Gesù. Amen. Vorrei leggere con voi il Salmo 2. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno, i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro e gli parlerà loro nella sua ira. E nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso l'estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla. Ora, siate saggi. Lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra vita, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Amen. È un salmo che descrive un tumulto, è una tensione come le tante che viviamo anche nella nostra vita. Anche venerdì sera abbiamo ricordato questo tumulto, questa tensione che abbiamo dentro noi stessi, questa lotta tra la parte spirituale nostra e quella carnale, che in qualche modo attende la piena redenzione. Entrambi devono coesistere fino a quando Dio non glorificherà pienamente anche il nostro corpo. E prendendo spunto da situazioni di pericolo che il re Davide dovette affrontare, e la paura di non farcela, ricordare a noi stessi questa mattina che Dio regna nella storia insieme a Gesù su di noi e intorno a noi. Pensate che i primi cristiani nel libro degli Atti citarono proprio questo salmo per descrivere Gesù alla croce. Tutti erano organizzati, radunati per portarlo a quel destino. Sia le autorità religiose e sia quelle politiche, come anche quel popolo che avrebbe preferito Barabba. Tutti scelsero la stessa cosa. C'era un convegno di uomini e donne che meditavano per arrivare a quello scopo e c'eravamo anche noi in quel tumulto. Un tumulto in città. Bisognava togliere di mezzo colui che era la via, la verità e la vita. Insomma, ci si organizzava per portare a compimento questo piano. Di contro, la terribile ingiustizia della croce, perché è innocente Gesù. Il complotto contro Gesù facevano parte del piano del Padre. Quando tutto sembrava fallire, umanamente parlando, Dio era in controllo. Il tumulto era la parte del suo piano sovrano per svelare ciò che stava per compiere proprio alla croce. Sia il tumulto e sia la croce facevano parte di un suo proposito,
per riconquistarsi a sé un popolo di adoratori. Amen. Ciò che Dio ha fatto in me, adesso lo vogliamo anche cantare. Ricco non più povero, forte non più debole, cieco ma posso vedere, è ciò che Dio ha fatto in me. Ricco non più povero, forte non più debole, cieco ma posso vedere, è ciò che Dio ha fatto in me. Osanna, Osanna, all'agnel Gesù il Signor. Osanna, Osanna, al vivente, al Redentor. Nella fonte della grazia Dio lavò i peccati miei, tra le braccia sue paterne trovai pace e grande amore. Per quest'acqua salutare, per la stretta suo buon cuor, canterò per sempre lodi a Cristo che mi liberò. Osanna, Osanna, all'agnel Gesù il Signor. Osanna, Osanna, al vivente, al Redentor. Osanna, Osanna, all'agnel Gesù il Signor. Osanna, Osanna, al vivente, al Redentor. Rileggo i versetti 4 a 6. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Come si esce da un tumulto? Con una vittoria sono io. Sono io che sono in controllo, sto ancora guidando questo universo, nonostante in città c'è un tumulto. Come risponde Dio al tumulto? Risponde anche con questa fioritura, con una risata. È il Signore che si fa beffa di coloro che si sono schierati contro Gesù. Sapete perché? Perché Gesù è stato stabilito sul trono per governare e regnare. Ci dirà il salmista, lo era dal principio perché tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, lo ha riconfermato alla croce, lo dirà a tutto il mondo creato al suo secondo ritorno, presentandosi alla sua sposa e celebrare le nozze dell'agnello. Amen. Ancora oggi, anche in questo culto, nella resurrezione di Cristo noi annunciamo anche il suo ritorno.
perché Dio lo ha stabilito nel luogo ove Gesù può regnare. Sapete dove? Nei nostri cuori. Il pastore offre erba fresca, accompagna anche nei momenti di ombra perché non viene meno il suo ruolo. Certo, beni e benignità mi accompagneranno. Dio ci lascia sempre con una promessa che ci dà struttura e fiducia. L'Eterno è il mio pastore. E dopo questo canto preghiamo liberamente come il Signore vi parlerà. Avremo un momento di preghiera comunitaria. L'Eterno è il mio pastore, nulla mai mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome, anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, anche se i nemici si accampassero contro di me, io non temerei, io non temerei. L'Eterno è il mio pastore, nulla mai mi mancherà, egli, anche se i nemici si accampassero contro di me, io non temerei, io non temerei. All'ombra delle ali tue, all'ombra delle ali tue, c'è la libertà, c'è la libertà. All'ombra delle ali tue, all'ombra delle ali tue, c'è la libertà, c'è la libertà, anche quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, anche se i nemici si accampassero contro di me, io non temerei, io non Io non temerei, Signore. Io non temerò, perché sei al nostro fianco, Signore. Perché, Signore, sei entrato nella nostra vita. Possiamo temere l'uomo? No, Signore, se sei al nostro fianco non temiamo nessuno, non temiamo il nemico, Signore. Non temiamo il violento, non temiamo, Signore, chi vuole nascondere la verità, perché la verità è in Cristo Gesù. Amen. La verità sta nella tua parola, Signore. Grazie per l'amore, Signore, che ci hai dato, ci hai circondato di amore. Grazie, Signore, per la potenza che si vede anche dalle qualità invisibili, dalla natura, da quello che hai creato, Signore, da questo mondo che stiamo distruggendo, che non abbiamo curato. Perché, Signore, tutto
è in prigione e aspetta la libertà. La terra aspetta la libertà, l'uomo aspetta la libertà. Grazie invece, Signore, perché hai liberato, Signore, ognuno di noi che ha accettato il nome di Gesù dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù della morte. Signore, ci hai liberati da queste catene infernali, perché col sacrificio di Cristo hai donato la vita eterna ad ognuno di noi. Alleluia, Signore. Grazie per i presenti, grazie per chi a casa ci segue su YouTube. Grazie, Signore, per tutto quello che fai. Ti vogliamo pregare per coloro che sono malati in questo momento, che stanno soffrendo, che sono anche influenzati, perché no, Signore, e non possono godere di questa comunione con noi. Noi vogliamo ringraziarti però per il privilegio che abbiamo di stare qui in sala, in piena libertà. Signore, ti preghiamo anche per i fratelli perseguitati in tutte le nazioni, che purtroppo non c'è la libertà di parola, la libertà di culto. Signore, fai sì che possano godere oggi di questo culto in libertà, Signore, così come lo stiamo godendo noi. Grazie, Signore, per questo assaggio del paradiso oggi. Grazie per questa comunità. Grazie per i fratelli e le sorelle che si impegnano in ogni ministero, e grazie per chi lo farà in futuro. E benedici questi giovani, Signore. Signore, conduci questi giovani nella retta via, e nella via, la verità e la vita, che è Gesù nostro Signore e nostro Re. Alleluia. Amen. Sì, Signore, caro Padre, anch'io oggi desidero ringraziarti continuamente, perché lo si fa anche troppo poco, Signore. Tu hai deciso di donare tuo Figlio per regalarci la vita eterna, Signore. Quale difficile ragionamento dire la vita eterna. Impossibile capirlo, ma tu lo hai fatto, Signore. Ci hai reso pure consapevoli che noi siamo tuoi, Signore. Siamo tuoi, non possiamo temere nulla quando tu sei vicino a noi. La tua armatura, il tuo scudo, la tua spada è per noi, Signore. Tu hai fatto tutto questo per renderci figli liberi, Signore, privi di peccato, Signore. Tu l'hai fatto questo. Hai fatto un miracolo che solo il pensiero per un uomo fa paura, Signore. Grazie perché continui a darci gioia, serenità, amore, ci continui a portare per mano ogni volta. Io adesso personalmente posso dirti di nuovo grazie, perché mi hai insegnato altre cose. Pur continuando a crescere con te, io mi sento sempre più felice per il fatto che tu hai deciso tante cose, e tutto per il bene dell'umanità, Signore. Dobbiamo capire che tu sei l'unico vero Dio nella terra, l'unico vero Dio esistente, e questo Dio è entrato dentro i nostri cuori portando via tutto il mondo che c'era per essere tu a prendere possesso del nostro cuore. Meraviglioso, Signore, sapere di avere questa serenità, svegliarsi la mattina, ringraziarti di un nuovo giorno per vivere per lodare il tuo nome, Signore. Siamo qui per questo. Dobbiamo continuare a capire che tu sei il vero Dio che salva. Nel tuo nome. Amen, Padre. Amen. Grazie, caro Padre, che anche oggi ci hai donato un nuovo giorno e un nuovo giorno. Grazie, Signore, che con il tuo sacrificio hai lavato tutti i nostri peccati e ci hai fatto diventare figli tuoi. Grazie, Signore, che ci hai riservato un posto tuo. Grazie, Signore, per questa giornata benedetta, per questo culto. Grazie che benedetto tutte le chiese del mondo. Grazie veramente a noi. Forza, potenza, risveglio. Grazie, Signore, perché ogni giorno tu mi accompagni, mi arricchisci con la tua parola, mettercela nel cuore, nell'anima, nella mente, per poterla imparare, applicarla e darla a chiunque con la tua santa benedizione. Grazie, Signore, perché hai scelto veramente tante mie da donarci. Grazie ancora per la tua misericordia. Nel nome potente, Signore, del Trino Immacolato. Amen e amen. 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 Vorrei leggere gli ultimi versetti, rileggere gli ultimi versetti del Salmo, dal versetto 10. Ora, o re, dirà l'autore, siate saggi, lasciatevi correggere, o giudici della terra.
Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Ogni atto di Dio prevede una risposta. Lui ha governato nel tumulto, ha fatto in modo che anche quel tumulto fosse per la sua gloria, ha stabilito il Figlio sul trono. Come reagire? Ora, o Re, siate saggi. Accogliere il messaggio del Vangelo. Il testo ci dice di lasciarsi correggere, servire con timore, gioire, rendere omaggio al Figlio. Insomma, come dice il salmista, siate saggi e siatelo ora e non domani. E ora, non c'è altro tempo da perdere. Il salmista sollecita ad una certa fretta. Le risposte devono essere immediate, non si rimanda quando è in gioco la vita e la morte. La saggezza sta nel riconoscere che il tumulto è l'espressione visibile del cuore dell'uomo che ha bisogno di riconciliazione da Dio per mezzo di Gesù Cristo e ottenere pace. Beati quelli che confidano in Lui. Vorrei dare la parola al fratello Davide. È sempre un privilegio tornare a Udine, dove ho passato, come Silvano direbbe, 19 anni, qui in Friuli. Sono a Udine, è proprio un piacere sempre. La settimana prossima a Trieste noi avremo il privilegio, io raramente predico di là, più lascio gli altri. Abbiamo già 5 persone italiani o almeno la maggior parte degli italiani, qualche forse un inglese che anche predica per noi. Però la settimana prossima, dopo 16 anni di là, costituiremo noi anziani e diaconi, come abbiamo fatto qui. 17 anni fa, 18 anni fa, qualcosa simile, però molto bello. Quindi siamo diventati maggiorenni noi 18 anni fa? Sì, finalmente. Bene. E Dio volendo, pregate per noi, la salute comincia a mancare, pregate anche per lei, nel senso che un paio di settimane fa abbiamo scoperto, analizzato con biopsia che lei ha un tumore maligno nel seno. Allora fra probabilmente una settimana o 2 sarà operato. È una nuova esperienza per noi. Io diciamo da un po' di tempo soffro da quella che viene chiamata l'apnea notturna, quella che dormo bene, però il sonno non è completo e sono sempre stanco. Dio volendo, fra poco avrò l'esame finale e poi mi dare la maschera. E poi, come dice Silvano, dopo una settimana con la maschera torna tutto alla normalità. Io spero tanto. Per stare sempre stanco non è proprio un piacere. Un po' l'età, un po' il peso, un po' un miscuglio di tutto. Però apprezzeremo la vostra preghiera. Il nostro desiderio sarebbe, se Dio ci dà salute, di spostarci fra poco a Gorizia a ripartire. Non c'è una chiesa vera e propria di là, una chiesa evangelica, allora andare là proprio iniziare di nuovo. E con gli ultimi anni della nostra vita, con la speranza che Dio anche stabilirà anche una chiesa di là. Bene, vogliamo pregare un momentino? Signore nostro Dio, vuoi tu parlare ai nostri cuori stamattina? Comunicare
per mezzo della tua parola, per mezzo dello Spirito Santo, il messaggio che tu hai per noi stamattina dalla tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. In questa sala stamattina, tutti di noi, se non mi sbaglio, abitiamo in Italia, ma non tutti di noi qui siamo italiani. Secondo voi, quali sono le caratteristiche di un vero italiano? Può darsi che una persona arriva in Italia dall'estero e dopo diversi anni di permanenza qui riesce ad acquisire la cittadinanza italiana. Legalmente è diventata italiano o italiana, ma culturalmente non lo è e probabilmente non lo sarà mai pienamente italiano. Allora, secondo voi, quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un vero italiano? Lasciami parlare, dopo 41 anni che sono qua. Uno sarebbe di parlare l'italiano senza un accento. Quello mi squalifica subito. Poi, una seconda caratteristica, ha studiato la Divina Commedia di Dante nella scuola. Una terza caratteristica, va matto per la pasta asciutta. Non ho mai conosciuto un italiano che non va matto per la pasta. Poi ama anche la pizza. Di solito, non sempre, ma di solito apprezza un bicchiere di vino. O come dicono qui, un bel taglio di neri. Così, in friulano, un bel taglio di vino rosso. Parla spesso nella conversazione attorno al tavolo con altri dei vari cibi e dei vini buoni che ha mangiato e che ha bevuto recentemente. E poi è fortemente influenzato culturalmente dalla mentalità cattolica. Qui, diciamo, tutti. È orgoglioso della sua squadra nazionale di calcio, anche se quest'anno non è andata molto bene per il mondiale. E poi comunica gesticolando con le mani. Hai mai visto? Oh. Avete mai visto cose del genere? E poi un ultimo che ho pensato, è sempre, e giustamente, è sempre frustrato per tutte le tasse che deve pagare al governo. In quel modo io sono diventato italiano. Nello stesso modo ci sono anche delle caratteristiche che contraddistinguono un vero credente, cioè uno che è nato di nuovo, da una persona che non lo è. Quando l'Apostolo Giovanni scrisse la sua prima epistola, uno degli scopi principali per scriverla era proprio per dare ai credenti dei segni, delle indicazioni, affinché potevano essere sicuri e certi che erano nati di nuovo, che erano veramente salvati. Infatti lo dice chiaramente in 1 Giovanni 5,13, dove è scritto: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Poi, alla fine della sua lettera, l'Apostolo Giovanni riafferma quello che aveva scritto prima, nei primi 5 capitoli, e come conclusione ci lascia con 3 caratteristiche che contraddistinguono ogni vero credente da uno che non lo è. Leggiamo il testo per oggi. 1 Giovanni 5, 18 a 21.
Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, cioè non persiste nel peccare. Ma colui che nacque da Dio lo protegge, il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio e tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato l'intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Figlioli, guardatevi dagli idoli. Stamattina per qualche momento vogliamo esaminare insieme queste 3 caratteristiche che contraddistinguono ogni vero credente da uno che non lo è. Ecco la prima. Ogni vero credente, cioè chiunque che è nato di nuovo, non persiste nel peccare. Non vuol dire che non cade mai, però non persiste continuamente come abitudine di peccare. Infatti il versetto 18 dice proprio quello. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca o non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge. Il maligno non lo tocca. Perché non persiste come prima? Giovanni ci dice in un altro posto una cosa un po' diversa, però ci dice qui che un vero credente non persiste nel peccare come prima proprio perché viene protetto da Gesù, il quale non permette a Satana di afferrarlo, toccarlo e dominarlo. Prima della nostra conversione, Satana agisce nel nostro confronto anche da nascosto. La stramaggioranza non sanno questo, dei non credenti, non sono consapevoli. Però lui agisce nel nostro confronto come un bullo, come un prepotente che cerca sempre di imporre la sua volontà su di noi, obbligandoci di peccare, di fare quello che vuole lui. E senza la potenza dello Spirito Santo nella nostra vita c'è poca speranza di poter evitare il peccato, di fare diversamente. Siamo impotenti davanti al bullo, usando la pressione dei nostri amici, dei nostri colleghi a scuola e al lavoro, di conformarci ai loro standard, ai loro pensieri, ai loro valori. Satana ci manipola di compiere esattamente quello che egli vuole che noi facciamo. Stiamo ascoltando e ballando, danzando, stiamo ascoltando e ballando alla musica del nemico, del bullo. Siamo marionetti nelle mani del bullo, che ci controlla e ci manipola. Voi che conoscete inglese, andate sul YouTube e ascoltate una canzone di un famoso cantante americano, che abbiamo anche un prodotto molto molto bello, El Shaddai, scritto da Michael Card. Michael Card è uno dei cantanti preferiti da me, diciamo, e scrittori. Perché? Non è soltanto un musicista, è anche laureato con un Masters in teologia, è un teologo. Lui è proprio uno che in inglese è scritto per i bambini, però è pienissimo di ricchezza con questo concetto. Il nome sarebbe in italiano sarebbe il canto del bullo, e che noi seguiamo, i bambini specialmente, dal taglio dei capelli, dalle, vestiti che porta. Stiamo seguendo, o almeno i non credenti stanno seguendo, il canto del bullo, esattamente.
è una cosa da non credere. Bully's tune in inglese. Però, quando nasciamo di nuovo, quando diventiamo veri credenti, la musica cambia. Qualcuno più grande e più potente del bullo, cioè il Signore Gesù, entra nella nostra vita e ci difende, ci protegge dal bullo, dal maligno. No, questa non è una storia vera, però ascoltiamoci, immaginiamoci un momentino, usiamo la nostra immaginazione. Immaginiamoci che un giorno, quando il nostro figlio Gabriele era più giovane, egli tornava a casa da scuola e io notavo qualcosa che non andava nella sua vita. Lui non ci guardava in faccia e cercava di evitare la conversazione. Man mano che parliamo con lui diventa sempre più evidente che qualcosa lo stava turbando. Sembra che lui abbia paura di qualcosa. Dopo un bel po' di tempo, finalmente esce fuori che c'è un bullo alla sua scuola che stava dominando Gabriele, che lo obbliga di fare quello che dice lui, che esige che egli gli consegni 2 euro ogni giorno, eccetera. E se Gabriele non dovesse farlo, viene minacciato di essere picchiato, di avere la sua bici rubata, distrutta, fatta a pezzi. O Gabriele danza, balla alla musica di questo bullo, o rischia di venire proprio male. Ma dopo molto sforzo, finalmente riusciamo a scoprire chi è questo bullo alla scuola. Come si chiama? Il giorno dopo, nel pomeriggio, quando hai finito la scuola, vado a prendere Gabriele. Poi insieme, andiamo ad affrontare il ragazzo bullo. Ovviamente io sono 2 volte più grande del bullo e molto più forte. Gli dico subito che so tutto quello che è successo, della sua intimidazione del mio figlio, delle sue minacce. A quel punto lo avverto seriamente dicendogli che deve ridare indietro tutti i soldi che Gabriele gli aveva consegnato e che non deve mai più cercare di intimidire o di dominare mio figlio. E se dovesse mai succedere di nuovo, andrei subito dal preside della scuola e dai suoi genitori per condividere tutto con loro e poi andrei dalla polizia per denunciarlo. E se tutto questo non funzionasse, allora lui dovrebbe affrontare me personalmente. E vedremo chi vince. Normalmente un bullo davanti a una persona più grande e più forte di sé diventa codardo. Non ha più il coraggio di agire prepotentemente. E in fin dei conti, che cosa sto facendo? Sto proteggendo mio figlio dal bullo. Non permette il bullo di dominare o toccare mio figlio. Più. E questo è esattamente quello che Gesù fa per noi quando noi diventiamo i suoi figli. Essendo protetto da Gesù e non essendo più dominato dal maligno, non siamo più obbligati di fare la sua volontà. Per questa ragione, da veri credenti, possiamo adesso scegliere di non vivere nel peccato. Per questo motivo, da veri credenti, non persistiamo nel peccare come prima. Non è che non cadiamo mai più nel peccato, ma non persistiamo. Non continueremo nel peccare come abitudine, come abbiamo fatto nel passato da non credente. Infatti l'Apostolo Paolo dice la stessa cosa con altre parole. In 1 Corinzi 10, versetto 13. Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che voi siate tentati oltre le vostre forze.
ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, affinché la possiate sopportare. Allora, questa è la prima caratteristica che contraddistingue un vero credente da uno che non lo è. Ogni vero credente non persiste, non continua nel peccare come prima, perché Gesù ci protegge. Ecco la seconda caratteristica. Ogni vero credente appartiene a Dio, cioè è la sua proprietà, appartiene a Dio. Versetto 19, noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Quando ho dato la mia vita a Cristo e l'ho ricevuto nella mia vita come mio Signore, come mio Salvatore, qualcosa molto significativo è successo. In quell'istante sono nato di nuovo. Il mio nome viene iscritto, registrato nel libro della vita che appartiene all'agnello, a Gesù. Divento proprietà sua, come dice l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 6, versetto 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete ricevuto da Dio. Quindi non appartenete a voi stessi. Non siamo più proprietari della nostra vita. Noi apparteniamo a Lui, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Diversi anni fa, dopo il nostro matrimonio, richiede Dio, abbiamo deciso di comprare una casa nella città dove io sono cresciuto, in Sud Carolina, a Columbia. Dopo aver cercato e scelto la casa che volevamo, abbiamo pagato un caro prezzo per diventare proprietari di quella casa. In America, grazie a Dio, non costano così tanti, almeno nella mia città. Noi per circa 90.000 euro in quei tempi abbiamo comprato una villetta con 4 camere da letto, 3 bagni e tutto il resto, con un bel po' di terreno attorno. Oggigiorno io ho venduto dopo 10 anni per circa 125.000, allora abbiamo guadagnato un bel po', però era una cosa interessante. Però abbiamo pagato un caro prezzo per diventare proprietari di quella casa. E dopo le firme, davanti agli avvocati e la consegna dell'assegno ai vecchi proprietari, noi siamo diventati i nuovi proprietari di quella casa. Poi il nuovo documento di proprietà registrati con i nostri nomi è stato depositato nell'ufficio patrimoniale dello Stato in quella città. Quella casa apparteneva a noi, era proprietà nostra, è stata comprata a caro prezzo, ma adesso era nostra proprietà. Nello stesso modo, Gesù ci ha cercato, ci ha scelto ed Egli ha pagato un carissimo prezzo, la sua morte in croce, per comprarci. Ma alla fine, quando abbiamo reso la nostra vita a Lui, come Signore nostro e Salvatore nostro, siamo diventati proprietà sua. Apparteniamo pienamente a Lui, siamo Suoi. Ma prima no. Prima della nostra conversione eravamo la proprietà di un altro. Giacevamo sotto il potere del maligno, come dice il testo, di Satana stesso. Ma tutto il mondo, ogni non credente, sta sotto il suo controllo del maligno, il suo dominio. Non è per niente che Satana viene chiamato il principe o il Dio di questo mondo. Questo è piuttosto chiaro. In 2 Corinzi 4, versetto 3 e 4. Se il vostro Vangelo è ancora velato, offuscato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, cioè per i non credenti, ai quali il Dio di questo mondo, Satana,
ha accecato le menti di loro, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. È molto interessante sentire le parole di Gesù in Marco 3, quando egli risponde alle accuse degli scribi che dicevano che Gesù era posseduto da Beelzebub o Satana. Guardiamo il versetto Marco 3, 22 in poi. Ma gli scribi che erano discesi a Gerusalemme dicevano: egli ha Beelzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, Gesù, chiamateli a sé, disse loro in parabole: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare. E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così, se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte, Satana, e rapirgli i suoi beni, la sua proprietà, se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Se io capisco bene questi versetti, significa che se vogliamo vedere i nostri amici, i nostri parenti non credenti convertirsi, allora quando preghiamo per la loro conversione, dobbiamo chiedere a Dio in qualche modo di legare, di bloccare l'opera di Satana nella loro vita, affinché il Vangelo penetra nel loro intimo. Se la sua opera nei loro cuori non viene bloccato, c'è poca speranza per la loro conversione, perché Satana li tiene accecati spiritualmente, sotto il suo controllo. Gesù dice proprio questo: nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. Interessante. Ma quando l'opera di Satana viene bloccata, fermata nella vita di un non credente, ed il non credente sceglie di credere in Cristo e arrende la sua vita totalmente a Gesù come il suo Signore e Salvatore, Dio interviene e cambia tutto. Leggiamo quello che l'Apostolo Paolo dice in Colossesi, capitolo 1, versetto 13. Dio ci ha liberati da che cosa? Dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Non siamo più sotto il potere di Satana, ma siamo tolti dal regno delle tenebre e trasferiti nel regno di Gesù. Siamo diventati proprietà di Cristo. E da quell'ora in poi apparteniamo a Lui, a Gesù. Siamo Suoi. Questa è la seconda caratteristica che contraddistingue un vero credente da uno che non lo è. Ogni vero credente appartiene a Dio, è la sua proprietà. Adesso vediamo l'ultimo, passiamo alla terza caratteristica. Ogni vero credente conosce e vive in qualche modo un rapporto personale con Dio, con il Padre. Versetto 20. Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio, Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Ogni vero credente conosce e vive un rapporto intimo con il Padre, con Dio. Ma come succede questo? Succede quando un non credente, sapendo che Gesù Cristo, lasciando il cielo, è venuto sulla terra come essere umano, senza mai peccare, e poi innocente
come innocente, egli è morto in croce, in posto suo, per i suoi peccati, per pagare il prezzo altissimo della sua salvezza. Sapendo questo, quando il non credente decide col cuore di arrendersi a Gesù come Signore della sua vita e di credere nella morte di Cristo per lui e per lei, comincia un rapporto intimo con Dio. Nascendo di nuovo dallo Spirito Santo, il neonato riceve da lui l'intendimento per poter conoscere e camminare con il Padre e vivere un rapporto personale con Lui. È proprio quello che dice l'autore Giovanni nel suo Vangelo, in capitolo 1, versetto 14, dove è scritto: e la parola è diventata carne, cioè la parola Gesù, è diventata carne, era abitato per un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come di unigenito del Padre. E poi aggiunge in versetto 18: nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Dio, Gesù, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Per mezzo di Gesù possiamo conoscere il Padre. Quando crediamo con tutto il nostro cuore che Dio, nella persona di Gesù, è venuto ad abitare in terra fra di noi come uomo per un tempo, e poi che è morto in croce per i nostri peccati, pagando il prezzo altissimo del nostro riscatto, allora Gesù apre la nostra mente di comprendere il Vangelo, di abbracciare pienamente il suo messaggio, e noi riceviamo come conseguenza non soltanto la nostra salvezza dal giudizio di Dio, ma molto di più riceviamo l'adozione nella sua famiglia, come suoi figli. E così inizia un rapporto intimo con Dio come nostro Padre. Solo per darvi un'idea, immaginiamoci un giorno, siamo come al tribunale e io rappresento Dio e c'è questa qui seduta davanti a me. Io sono proprio seduto indietro al banco come giudice. E poi c'è l'imputato qui, diciamo Rachele. E poi accanto a lei c'è l'avvocato, Gesù. Ed io come giudice, io guardo Rachele e dico: ma signora Rachele, lei capisce tutte queste accuse che sono versate verso di te? Tu capisci cosa significa? E Rachele mi risponde: onorevole giudice, purtroppo capisco benissimo e purtroppo sono vere. Ma signora Rachele, capisce la gravità, quella che la legge esige per queste accuse? Capisce la gravità di quello che ha fatto? Rachele mi risponde: onorevole giudice, purtroppo capisco tutto. A quel punto risponde il suo avvocato, Gesù, e dice: onorevole giudice, è vero, le accuse contro il mio cliente Rachele sono tutte vere, lei è colpevole. Però, onorevole giudice, lei ha messo la sua vita nelle mie mani, completamente, affidato la sua vita totalmente a me. Ed io, 2000 anni fa, sono andato in croce e sono morto per lei. Ho pagato il suo debito interamente. Ho pagato il suo debito interamente. Tutto quello che lei meritava, io ho subito in croce, sono morto nel suo posto per pagare il debito. Io come giudice, signora Rachele, nel mio tribunale si paga il debito solo una volta, non 2 volte, una volta solo. Il tuo debito è pagato in pieno. Io come giudice, davanti alla legge, ti dichiaro giusta. Sei libero di andare. Ma prima che lei può scappare, io dico: aspetta. A quel punto mi alzo dal banco, tolgo la toga, metto via.
esco dal banco, da questo punto in poi non sono più, Michele, non sono più il tuo giudice. Oggi sono diventato il tuo padre. Oggi ti ho dotato della mia famiglia. Benvenuta, figlia. Ogni volta che penso di queste cose mi fa brividi. Che Dio fa per ciascuno di noi quando noi accettiamo Gesù come nostro Signore e Salvatore. Lui diventa il nostro padre. Noi diventiamo il suo figlio o figlia adottato. Che meraviglia! Non è un rapporto in cui lo conosciamo come Dio, come Padre, ma come Abba. Guardiamo in Romani 8:15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Ma che cosa significa Abba? Ma di solito i figli, quando c'è un buon rapporto fra padre e figlio o padre e figlia, hanno un nome affettuoso che usano per il loro padre. Io ce l'avevo per mio padre. Io lo chiamavo Daddy. Daddy, in inglese. Non Dad, ma Daddy. Perché Dad era un po' distante. Daddy era affettuoso. I miei figli mi chiamano papi o papà o Daddy. Mi darebbe fastidio se dovessero chiamarmi Dad o padre. È troppo freddo o staccato. Invece papi o papà o Daddy è più intimo come termine, più affettuoso. In Umbria, in Toscana, invece usano il termine, spesso, o almeno io ho sentito, babbo, giusto? Quando parlo del padre in modo affettuoso. Nella lingua ebraica, il termine di affetto per il padre è Abba. Abba. L'Apostolo Paolo, quando scrisse in Romani 8, versetto 15, abbiamo appena letto, che abbiamo ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba. Stava dicendo che fra di noi e Dio Padre è iniziato un nuovo rapporto filiale che è personale e intimo, affettuoso, in cui lo conosciamo come papi, come papà o daddy. Non c'è freddezza o distacco, ma c'è intimità fra noi. Il mio rapporto con mio padre era così prezioso per me che anche se Daddy è morto il 6 marzo nel lontano 98, se io dovessi pensare di lui per solo 30 secondi, e già cominciano le lacrime che sorgono nei miei occhi e scendono giù. 30 secondi, anche 20. Ma se il mio rapporto con mio padre terrestre, che è durato circa 47 anni, fosse una cosa così preziosa, immaginiamo quello che è il nostro rapporto con il nostro Padre Celeste, che dura per l'eternità, potrebbe essere e potrebbe diventare. Wow! In essenza, il vero cristiano non è soltanto la nostra, il vero cristianesimo non è soltanto la nostra religione. Sì, è diventato la nostra religione, la nostra fede, quella che crediamo, ma è molto, ma molto di più. In essenza, il vero cristianesimo è un rapporto filiale, personale e intimo, fra il credente e il suo papà spirituale, Dio Padre. Che meraviglia! Non c'è e non ci sarà mai un rapporto così meraviglioso come questo rapporto personale fra Dio Padre e i suoi figli. Ed è un rapporto che cresce e migliora attraverso gli anni. Ma meglio ancora, non dura soltanto per la nostra vita, ma dura per tutta l'eternità. Questa è la terza caratteristica che contraddistingue ogni vero credente da uno che non lo è. Ogni vero credente conosce e vive un rapporto personale con il Dio Padre. Ma sapendo quanto
è meraviglioso è questo rapporto filiale con il Padre. Giovanni, prima di concludere la sua lettera, avverte il credente di stare in guardia e di evitare ad ogni costo qualunque cosa che potrebbe fare rivalità al nostro rapporto con Dio, dicendo, figlioli, versetto 21, figlioli, guardatevi dagli idoli. Qualunque cosa che entra nel posto di Dio. Satana, se non può più dominarci, controllarci, perché non siamo più della sua proprietà, però cerca in tutti i modi di sviare la nostra attenzione, il nostro amore per Dio e girarlo in altre cose, in altre direzioni. Allora non è per niente che Giovanni grida, figlioli, guardatevi dagli idoli. Amen. Grazie Davide. Cantiamo Eterno Dio. E dopo questo canto salutiamo chi ci segue in diretta e vi auguriamo dopo questo canto una buona domenica, le benedizioni di Dio, che questo ascolto che avete vissuto fin qui possa lavorare, possa metterci nella condizione di farci delle domande, perché nelle domande possiamo trovare anche delle risposte e oggi credo che le risposte sono state in qualche modo dette in varie forme e in vari modi, quindi vi auguriamo una buona domenica nelle benedizioni del Signore dopo questo canto. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se spero nel Signore. Oh Dio, regni per sempre, tu sei il mio liberatore, eterno Dio, eterno amor, eterno sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre, se cado mi rialzerai, tu mi difenderai e in alto volerò lassù con te. Sono forte se spero nel Signore.